Allora, io sono una mamma solo con un figlio 100% disabilità, anche non autosufficiente. Mi hanno alzata in primo momento da 20 a 516. Mi sono lamentato, ho visto che non avevano guardato mio ISEE e l'hanno abbassato a 333. Ho rimandato dentro una raccomandata e ho detto anche no, grazie. Io pagavo 20 e 20 voglio pagare. Quanto di ISEE lei? Io ho 9.000 di ISEE. E poi c'è Giuseppe Orlando, 65 anni, pensionato di Abano Terme. Mia moglie si era fatta un'assicurazione per la vecchiaia, siccome non lavora la devo mantenere io, su per giù saranno stati 12.000 euro, paga 1.000 euro all'anno, che hanno conteggiato anche quelli. 1450 in due con la moglie, ma solo di pensione di lui, hanno superato l'ISEE per appena 1.084,17 euro e siccome carta canta ci mostra ancora come l'affitto ATER da 228,42 euro sia aumentato praticamente del doppio. Dopo ci sono le spese condominiali che sono altri 100 euro al mese, quindi fa 5,20 e io dovrei vivere io e mia moglie con 950 euro che restano. Paga luce, gas, macchine, telefono, come fai a vivere? Tra i manifestanti anche Roberto Tendiani, parla per conto della madre quasi 91enne, Amalia Lavarini di Verona. Si è vista aumentare il canone d'affitto di quasi il 400%. È passato da 140 nel suo caso a 5,50. Mia madre ha una pensione di poco più di 1.000 euro al mese. I risparmi che ha messo da parte, ora mia madre, li sta usando per la badante. Questo criterio che è stato stabilito dalla Regione Veneto con questa legge, in pratica è una patrimoniale che colpisce non il reddito, ma il patrimonio delle persone accumulato in una vita di risparmi, perché mia madre, come tanti altri come lei e come altre persone in difficoltà come lei, questi risparmi sono il frutto di una vita dove non è mai andata al ferie, non è mai andata al mare, insomma, come una formichina. Ogni nome e cognome una storia di vita diversa che qui in Campo San Geremia a Venezia diventa la stessa tra disagi e malumori.